Presidente Gibin, Ascom Conegliano, sostiene l'iniziativa Bloom che sarà in partenza appunto il 9 maggio, giornata della festa della mamma. Cosa credete in questa iniziativa? Perché l'avete sostenuta? Allora, l'abbiamo sostenuta fondamentalmente perché intanto va per un beneficio sociale, quindi a favore delle donne, ma soprattutto delle mamme in difficoltà. E quindi dal punto di vista sociale Ascom è sempre vicina a questo tipo di iniziative. Poi ovviamente a favore del commercio cittadino, 42 attività, 42 imprese hanno aderito a questa iniziativa e quindi li ringrazio tutti per l'attenzione e per la sensibilità verso l'argomento e verso i problemi della città. In questo modo qua facciamo sì che una giornata, quella del 9 maggio, sia una giornata di accoglienza e di attenzione verso tutta la città e verso tutta la comunione e la comunità coneglianese e spero anche dei dintorni di chiunque voglia partecipare a questo incontro. Secondo lei il commercio può scendere in campo ancora di più per sostenere progetti di solidarietà di questo tipo? Certo che sì, noi siamo vicini come associazione e come commercianti, siamo vicini, come ho detto prima, a questo tipo di iniziative. Crediamo molto in un aiuto, soprattutto in questi momenti, dove le imprese sono in difficoltà, ma nonostante siano in difficoltà sono attenti a quello che è il bene comune, al bene di tutti. Perché se riusciamo a stare bene, staremo bene tutti e sarà un beneficio per la città intera.